Il 13 marzo 2013 il cardinale Giorgio Mario Bergoglio, tra lo stupore di tutto il mondo, affacciandosi dalle finestre del Palazzo Apostolico con una croce di ferro e non d'oro, divenne Papa Francesco ed è simbolico che il Santo Padre viva a queste ore l'anniversario dalle stanze dell'ospedale del Policlinico Agostino Gemelli a Roma, anche lui toccato personalmente dalla malattia, lui sempre vicino agli ultimi, ai più sofferenti. Arrivano in questo momento gli auguri speciali per questo anniversario di pontificato, quelli del maestrino Luca Casarini, fondatore di Mediterranean Saving Humans, organizzazione che più volte Papa Francesco ha citato ad esempio per l'impegno nel soccorso ai migranti in difficoltà in mare. La sua voce, è chiaro oggi che cosa significa perderla in questo momento qui, in particolare. Una voce che in questi 12 anni di pontificato ha significato una rivoluzione, sia dentro la Chiesa, ma sia soprattutto una rivoluzione culturale, politica, sociale, in questo mondo. Una voce, quella di Papa Francesco, spesso controcorrente, un 2024, lo scorso anno, molto impegnativo, con anche 3 viaggi in Italia, di cui 2 in Veneto, a Verona e Venezia, e l'apertura della Porta Santa del Giubileo. Casarini e Papa Francesco hanno sempre avuto un rapporto speciale. E va contro tutte, diciamo, va contro la direzione che ha preso questo mondo, che è quella della guerra, che è quella dell'ostilità, dell'intolleranza, dei respingimenti delle persone. E quindi una voce contraria a questo, in questo momento, è fondamentale averla nel mondo. E per questo oggi tanti sperano che Papa Francesco sia ancora qui con noi ad aiutarci ad impedire che il mondo vada in un'unica direzione già predestinata e disastrosa.